Focus TG, ben ritrovati al nostro consueto quotidiano appuntamento con l'informazione del Veneto dal Veneto, una edizione, quella di oggi, che avrà tanto da dire, tanto da raccontarvi. Parleremo inevitabilmente della crisi Russia-Ucraina con l'invasione di Mosca in Ucraina, i bombardamenti di questa mattina. Cercheremo di darvi tutte le ultime notizie per quello che riguarda proprio le ripercussioni anche che ci saranno per il Veneto. Siamo in attesa di collegarci con Paolo Borchia, l'europarlamentare della Lega, direttamente da Bruxelles, per una fotografia aggiornata, live, in diretta, di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere a livello internazionale, ma anche con i risvolti appunto per noi, per la nostra regione, per l'Italia. Parleremo del caro bollette, tanti argomenti di cronaca, di attualità, poi spazio chiaramente alla pagina sanitaria, però come vi dicevo siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30. Iniziamo subito con il primo servizio di oggi, che raccoglie le testimonianze di alcuni dei nostri cittadini, concittadini, che appunto raccontano i momenti di ansia, di terrore, di grande incertezza in merito alla crisi russa-ucraina. Vediamo. Io rimango tra la gente e parlando con gli altri religiosi, parlando con altri frati minori o religiosi, preti, e tutti dicono che restano qua, rimarranno con la gente. Non ha nessuna intenzione di abbandonare la sua parrocchia nel cuore dell'Ucraina, a Sarhorod. Padre Benedetto, francescano molto noto anche nel Trevigiano per aver prestato servizio diversi anni al santuario di Mota di Livenza, dove ancora si reca spesso per incontrare confratelli e fedeli. I timori per un'invasione del paese da parte delle truppe del Cremlino sono sempre più forti e Padre Benedetto sintetizza così l'umore della popolazione. Ansia, preoccupazione sì, ma paura no. Per Putin Ucraina non esiste, cioè lui non ci considera che Ucraina è un paese a sé, lui cerca di cambiare la storia. Parla di coesione del popolo ucraino e francescano e della potenza della preghiera di fronte a una diplomazia che ha sempre meno margini. Padre Benedetto invita anche i fedeli trevigiani a pregare. È tanto che possiamo pregare e avere fiducia nel Signore, perché abbiamo più fiducia nel Signore che nell'aiuto degli altri paesi politici. Speriamo soltanto che il Signore cambia qualcosa. Fuori dall'Ucraina i timori sono soprattutto di natura economica, con le due principali potenze manifatturiere d'Europa, Germania e Italia, che condividono le stesse ansie anche in relazione alle sanzioni applicate alla Russia. È anche molto chiaro che queste sanzioni non hanno un effetto solo nei confronti della Russia, ma anche hanno delle sanzioni nei confronti dell'economia europea e quindi vanno soppesate molto bene. In mezzo alla partita del gas russo, il caro energia, un'economia sempre più connessa con il Veneto, regione tra le più industrializzate d'Europa, che ovviamente teme di arrestare il trend di crescita avviato nel 2021. In un contesto di questo tipo è chiaro che anche le imprese non possono che andare in uno stato di crisi e cercare di convivere con quello che sta succedendo. Ed ecco collegato con noi, come vi avevo anticipato poco fa, l'onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Buongiorno. Buongiorno onorevole, ben trovato. Grazie per l'invito. Ben trovato a Focus TG. Ha avuto modo di ascoltare la parte finale, insomma, del nostro servizio di apertura, che insomma raccoglieva le preoccupazioni, le titubanze, anche lo stato d'animo in merito a quello che sta succedendo fra Russia e Ucraina. Ricordiamo che insomma Mosca stamattina ha invaso l'Ucraina, ci sono stati dei bombardamenti all'alba, cittadini in fuga da Kiev, lunghe code ai distributori, lunghe code sulle autostrade. Onorevole, che cosa sta succedendo? Poi dopo ascolteremo anche il parere, le voci di alcuni consiglieri regionali. Le chiederò poi insomma di commentare insieme a noi il servizio, ma intanto ci dica insomma anche il suo punto di vista su questa
crisi, questa guerra, come è stata già ribattezzata, la guerra inaspettata, perché insomma tutto si credeva, insomma, tranne che di dover affrontare dopo la crisi pandemica una crisi di politica internazionale di queste misure. Sì, questo è il punto. Fondamentalmente noi abbiamo l'economia del nostro territorio, ma anche l'economia a livello globale che stava cercando di indirizzarsi in una strada di uscita dalla pandemia, e invece ci siamo ritrovati a passare dalla preoccupazione per la crisi sanitaria alle preoccupazioni per la crisi economica, sociale e psicologica che ne è scaturita. Ci siamo ritrovati con un aumento importante della spirale imputativa che poi chiaramente ha portato alle conseguenze che stiamo vedendo. Era da 26 anni che l'inflazione non arrivava a questi livelli. Chiaramente, al di là di tutto, facendo una prima analisi, visto che la situazione è in divenire in queste ore, dal punto di vista umanitario ritengo che la preoccupazione massima vada riposta in questa direzione, anche perché purtroppo quando scoppiano i conflitti, storicamente l'abbiamo sempre visto, a rimetterci sono le fasce più vulnerabili della popolazione. Poi si tratta di economie ancora fragili, dove al loro interno sono presenti molte disuguaglianze, dove le discrepanze tra ricchi e poveri sono molto accentuate. Sinceramente, personalmente, io covavo l'auspicio che la crisi riuscisse a rientrare con degli altri canoni, ad esempio attraverso il dialogo, attraverso la diplomazia. Evidentemente così non è stato. Poi io ritengo che in queste situazioni bisogna sempre cercare di togliersi la casacca da tifosi e cercare di essere molto concreti, certo, con un lato che vada a tenere in considerazione l'aspetto umanitario da un lato, ma dall'altro lato sappia anche cogliere quelli che sono i risvolti, quelle che sono le conseguenze e gli impatti sull'economia del nostro territorio. Poi chiaramente occupandomi io nella quotidianità di tematiche energetiche, chiaramente non posso nascondere la preoccupazione, visto che chiaramente quelli che sono i rincari legati al gas poi hanno delle ripercussioni sulla nostra quotidianità, sulle nostre famiglie, sulle nostre imprese. Io darei qualche numero, qualche statistica, giusto per far capire di cosa stiamo parlando. Assolutamente. Sì, anche perché poi chiaramente le opinioni sono tutte più o meno condivisibili, però purtroppo poi i ragionamenti vanno fatti sulla base dei numeri. Il 40% del gas che utilizziamo in Italia arriva dalla Russia, il 20% circa del petrolio arriva dalla Russia, quindi Putin può essere oggetto di 1000 valutazioni, può essere simpatico, antipatico, possiamo avere tutte le opinioni di questo mondo sulla Russia, però dobbiamo partire dal presupposto che si tratta di un partner importante a livello di interscambio. Soprattutto la Russia, non dimentichiamocelo, per tanti settori rappresenta un mercato di sbocco molto interessante, perché si tratta di un mercato ricco e quindi per le produzioni ad alto valore aggiunto chiaramente rappresenta una delle destinazioni preferite da parte dei nostri imprenditori. 1,5 miliardi di esportazioni solo dal Veneto, quindi questo è il valore potenziale dei nostri beni e servizi che venivano venduti in Ucraina e in Russia prima dello scoppio della pandemia. Per cui chiaramente 1,5 miliardi significa una cifra molto importante, per cui la preoccupazione è che questa crisi vada lunga ed abbia un impatto negativo sulle nostre imprese che, come sappiamo, stanno facendo i salti mortali per cercare di uscire da questa crisi. Poi, francamente, io sono molto scettico su quelli che possono essere i benefici legati alle sanzioni. Giusto ieri ho avuto modo di bacchettare Josep Borrell, che è l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, che ha pubblicato un post su Twitter, un tweet molto discutibile, tanto che poi è stato cancellato, nel quale riduceva le conseguenze delle sanzioni alla Russia con: non farete più festa a Saint-Tropez, non comprerete più diamanti ad Anvers, non andrete più a far festa o shopping a Milano. E quindi ritengo che questo sia un approccio molto banale e soprattutto molto irrispettoso rispetto a quelle che possono essere le conseguenze sulla nostra quotidianità.
Prima ho avuto modo di parlare del 1,5 miliardi di potenziale di export verso la Russia e verso l'Ucraina. Insomma, non dimentichiamoci e pensiamo agli amici imprenditori che operano ad esempio nell'agroalimentare, chi produce il vino, chi produce meccanica di precisione o macchinari agricoli, solo per citare pochi tra i settori che vedono nella Russia un mercato di destinazione. Un altro tema del quale si sta parlando, a mio modo di vedere, troppo poco, ma che ha grosse conseguenze. Mi sembra che sul territorio si stia ragionando poco su Nord Stream. Cos'è Nord Stream? È un gasdotto che parte dalla Russia, approda in Germania attraversando il Mar Baltico e quindi bypassa l'Ucraina, bypassa la Polonia, quindi questi sono paesi che non vengono toccati da quest'opera. Adesso è un gasdotto praticamente finito che potrebbe essere utilizzato, ma che non viene utilizzato per ragioni burocratiche, visto che mancano alcune autorizzazioni da parte dell'autorità regolatoria tedesca e quindi questo implica che arriva meno gas in Europa, quando c'è meno gas i prezzi salgono, bisogna rivolgersi ad altri prodotti, ad altri fornitori, ad esempio al gas naturale liquefatto che arriva dagli Stati Uniti a prezzi nettamente maggiori rispetto al gas russo. Io ieri stavo leggendo alcune analisi di alcuni analisti che si occupano di materie prime e di energia, stavo facendo un calcolo sul fatto che il prezzo del gas potrebbe passare dai 50 agli 80 euro per megawattora. Visto che in Italia utilizziamo circa 70 miliardi di metri cubi all'anno, se uno fa i conti della serva, vediamo che questa crisi legata a questo gasdotto ci potrebbe costare a livello nazionale attorno ai 20 miliardi di euro. Per cui chiaramente se iniziamo a dividere 20 miliardi di euro per tutto il consumo che abbiamo in Italia, sia a livello domestico, privato, sia a livello di imprese, senza dimenticarci quanto pesano le imprese energivore, allora ci rendiamo conto che si tratta di una crisi veramente seria anche a livello di ordini di grandezza, per cui quello che cerco di far passare io è che queste tematiche che magari ci sembrano molto lontane dal nostro territorio, molto filosofiche, molto astratte, hanno invece delle ripercussioni concrete, insomma. Sì, e chiaramente bisogna avere la capacità anche di capire quali sono i numeri e di analizzarli. Onorevole, noi abbiamo un piccolo break pubblicitario in scaletta, però prima di salutarla volevo coinvolgerla proprio su alcune riflessioni, alcune tematiche che stiamo portando avanti quotidianamente. Cambiamo discorso perché, o meglio, cambiamo scenario, non più uno scenario di guerra, ma uno scenario comunque di difficoltà quotidiana da parte delle aziende, delle imprese, delle famiglie del nostro territorio in merito proprio alla questione che ha toccato in maniera molto chiara, molto esaustiva poco fa, del rincaro dei prezzi di gas ed energia. Ci sono dei settori che stanno andando in grande sofferenza, come ad esempio quello dei ceramisti, e sappiamo tutti quanto questo settore sia un'eccellenza per il Veneto, quindi artigiani, ceramisti, ma anche ad esempio i gestori degli impianti sportivi, delle piscine e quant'altro. Che tipo di sbocco, di soluzione concreta, di aiuto effettivo ci può essere per queste categorie economiche, imprenditoriali, che sono veramente ridotte ad affrontare difficoltà forse più grandi di loro? Ecco, la ringrazio per la domanda, perché mi sembra che questo sia un periodo dove tutti quanti si concentrano sulle conseguenze, però quando si tratta di trovare le soluzioni poi purtroppo siamo sempre un po' più carenti. Io a Bruxelles in Commissione Energia ho avuto solo poche settimane fa l'opportunità di dire la mia alla commissaria all'energia, cercando di mettere sul tavolo quelle che possono essere le soluzioni. Chiaramente sia a livello nazionale che a livello di Veneto abbiamo tutta una serie di settori, in particolar modo legati all'edilizia, legati alla produzione di vetro, di ceramica, che sono settori che negli ultimi mesi stavano lavorando in maniera molto significativa anche grazie all'erogazione del super bonus 110%. Fondamentalmente chi ha un'attività energivora, penso ad esempio a chi produce ceramica oppure a chi lavora con i forni elettrici, dall'alimentare alla lavorazione del tabacco, ci sono mille applicazioni. Chiaramente si è trovato
nel giro di pochissime settimane a confrontarsi con delle bollette spaventose. Normalmente io mi ricordo che, avendo amministrato un'azienda in passato, quando a fine anno, alla fine del quarto trimestre, l'autorità per l'energia emanava gli aumenti del 2,5%, chiaramente io, dovendo guardare i conti della mia azienda, arricciavo il naso. Adesso chiaramente, avendo dei rincari del 41%, più 41%, più 55% su gas e luce da un trimestre all'altro, ovviamente per l'imprenditore diventa anche molto complicato, specialmente dove ci sono dei contratti in essere e soprattutto l'impossibilità di ritoccare i listini, diventa veramente difficile far quadrare i conti. Poi io, quando vedo delle aziende che sono costrette a mantenere la produzione ferma, a lasciare i dipendenti a casa, poi magari chiamarli la domenica perché l'energia costa meno e magari giustamente a corrispondere degli straordinari, allora penso che la nostra economia sia entrata in un cortocircuito che sicuramente non può andare avanti in questa direzione. Le soluzioni ci sarebbero, esistono soluzioni sul breve periodo e ci sono soluzioni sul lungo periodo. Non dimentichiamoci che, posso dire anche grazie all'intervento della Lega, che penso che per prima forse abbia avuto nei mesi scorsi la capacità di capire il pericolo insito in queste dinamiche legate ai prezzi dell'energia, però non dimentichiamoci che il governo negli ultimi mesi ha messo unito tra un provvedimento e l'altro una somma superiore ai 17 miliardi. Adesso io mi rendo conto che dalla pandemia in poi purtroppo in tanti si sono abituati a sentir parlare dei miliardi di euro come se fossero noccioline, però a livello di contabilità dello Stato si tratta veramente di cifre gigantesche. Con queste cifre si sterilizzano gli oneri, si è ridotto ad esempio l'IVA sul gas, però poi chiaramente le bollette rimangono alte lo stesso, quindi ci troviamo con due problemi, bollette astronomiche e nuovi debiti per lo Stato, per cui è ovvio che non si può andare avanti a piacimento in questa direzione, nonostante io sia il primo che ritenga che alternative non ce n'erano, sia per le famiglie sia per le imprese. A livello di questo bisogna avere anche, e qui concludo, la capacità di capire quelle che possono essere le soluzioni in futuro. Innanzitutto l'Italia, essendo la terza manifattura dell'Unione Europea, non può essere continuamente così dipendente dalle importazioni di energia dall'estero. Non dimentichiamoci, prima parlavo del 40% del gas che arriva dalla Russia, però serve avere la capacità di differenziare i fornitori, e non parliamo solo di gas, poi servono anche altre fonti energetiche. Si parla tanto di rinnovabili, perfetto, investiamo sulle rinnovabili, però con la consapevolezza che non possono coprire tutto il fabbisogno energetico nazionale. Abbiamo delle riserve, dei giacimenti di gas dormienti nell'Adriatico, va fatto un ragionamento subito, su brevissimo periodo, per aumentare quella che è la produzione nazionale. E poi, in conclusione, io mi rendo conto che il tema nucleare sia un tema molto divisivo in Italia, perché da un lato c'è stato un referendum nel 1987, gli italiani si sono pronunciati, non so con quanta cognizione di causa, perché veramente le conseguenze anche a livello psicologico di Chernobyl erano ancora molto, molto fresche, sicuramente hanno condizionato quello che è stato l'atteggiamento di voto, però al di là di questo negli anni, sono passati 35 anni, in 35 anni la ricerca ha fatto dei passi avanti, esisterà il cosiddetto nucleare di quarta generazione che poco ha a che vedere con le tecnologie precedenti. Si tratta di una tecnologia che però verosimilmente sarà pronta in un lasso di tempo fra i 20 e i 30 anni, per cui ben vengano le soluzioni sul breve periodo, però cerchiamo di non essere miopi, cerchiamo di evitare di pensare solo al domani, quando invece ci saranno anche delle soluzioni che probabilmente dal punto di vista della tecnologia saranno mature anche nei prossimi anni. Tutto molto chiaro. Sì, siamo circondati dalle centrali nucleari, abbiamo una Francia che è esportatrice netta di energia, pensiamoci anche noi. Tutto molto chiaro, io adesso saluto e ringrazio l'onorevole Paolo Borchia per essersi collegato con noi, per averci dato insomma la sua valutazione, numeri precisi e alcune riflessioni importanti su tematiche di stretta attualità. Onorevole, l'aspettiamo presto nei nostri studi qui a Focus TG, intanto la ringrazio, buona giornata. Con molto piacere, grazie a voi e un saluto a chi ci segue da casa, grazie.
E noi rientriamo in studio dopo aver fatto questa lunga chiacchierata con l'onorevole Paolo Borchia. Adesso ci prendiamo 2 minuti di pubblicità, rientriamo per continuare a parlare di stretta attualità, Russia, Ucraina, caro bollette e tanto altro fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo come di consuetudine fino alle 13:30. Ebbene, nella prima parte della nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione abbiamo sentito le dichiarazioni dell'onorevole Paolo Borchia, l'europarlamentare della Lega, che ci ha parlato della crisi russa-ucraina e alcune riflessioni importanti su alcune soluzioni possibili per quello che riguarda il caro bollette, problemi e ripercussioni circoscritte al nostro territorio che sta vivendo grandi difficoltà legate proprio all'aumento dei prezzi e delle materie prime. Ma noi adesso continuiamo a parlare di politica internazionale con gli inevitabili riflessi per noi che viviamo in Veneto. Perché? Perché dopo aver ascoltato le parole dell'onorevole Paolo Borchia, adesso sentiamo in questo servizio le preoccupazioni e le considerazioni di alcuni esponenti del Consiglio regionale Veneto. Conosco abbastanza bene la gente, la popolazione. Direi che l'Ucraina è un paese dove ci sono 2 parti ben distinte, una parte a occidente che è legata a doppio filo con l'Europa sia storicamente che economicamente, e una parte d'oriente invece che è legata alla stessa maniera con i russi, e quindi la parte del Donbass ma anche la parte a sud dell'Ucraina. Luciano Santonà, consigliere regionale della lista Zaia, parla con cognizione di causa della crisi ucraina. Sposato con una cittadina russa, disegna una situazione complessa in un paese estremamente variegato. Generalmente i consiglieri regionali del Veneto non sono teneri con la politica di Putin e vedono le sanzioni come valido strumento di dissuasione, ma non ci sono dubbi che poi la soluzione non possa che essere diplomatica. Quando attualmente la NATO ha fatto questi accordi o voleva entrare in questi paesi ex URSS, forse era meglio aspettare un attimino e capire meglio le conseguenze. Io vedrei bene l'Ucraina o la Georgia di cui si sta parlando come stati neutrali rispetto ai 2 schieramenti. I venti di guerra che minacciano l'Europa dell'Est preoccupano non poco il Consiglio regionale del Veneto. Pur non essendo all'ordine del giorno dei lavori in aula, la crisi ucraina e le sue conseguenze entrano inevitabilmente nel dibattito politico. Mi sembra veramente una follia, dopo 2 anni di epidemia mondiale, andare a scatenare una guerra il cui esito ancora non è dato a sapersi, e soprattutto bisogna fare quello che è possibile in tutti gli stati, in tutta l'Unione Europea, ma anche a livello internazionale, per evitare che questo avvenga. Con la pace l'economia prospera per tutti. Con la guerra invece ci sono delle situazioni in cui magari c'è chi ci guadagna, ma c'è chi perde tanto. Allora lo sforzo che c'è stato anche in questi 70 anni in Europa è stato quello di garantire la pace proprio per permettere la prosperità ai nostri paesi. Russia e Ucraina rappresentano partner economici importanti per il Veneto, ora a forte rischio. La crisi ha peraltro accelerato il dibattito sui progetti di autosufficienza energetica del nostro paese. Il tema energetico è stato uno di quelli sollevati per primi nel rapporto con la Russia. Indubbiamente noi dipendiamo molto dal gas russo, ma teniamo conto che la Russia dipende tantissimo dai flussi di denaro che dall'Europa entrano con gli idrocarburi. È di gran lunga la prima voce nel PIL russo. Un dibattito non ideologico e vero va aperto negli interessi delle generazioni future, e soprattutto adesso che ci sono dei fondi su PNRR che ci possono permettere di improntare una rivoluzione energetica per far sì che i nostri figli non si trovino nelle condizioni che ci siamo trovati oggi noi, ovvero quadruplicare il costo dell'energia con i risultati che vediamo. E adesso la crisi ucraina vista con gli occhi di uno storico dell'Europa orientale, il professor Francesco Leoncini, a lungo docente dell'Università di Venezia.
Veneziano di nascita, trevigiano d'adozione, il professor Francesco Leoncini, già docente di storia dell'Europa orientale a Ca' Foscari, non è affatto meravigliato della crisi ucraina, risultato, dice, in sostanza, del mancato allargamento dell'Europa alla Russia. La NATO in qualche modo è avanzata verso est, no? In forme diverse, eccetera, e però il patto di Varsavia a suo tempo che si è sciolto, insomma, con Gorbaciov. Credo che bisogna riprendere l'idea di un'Europa dall'Atlantico agli Urali, di inserire la Russia in qualche modo nel contesto europeo. Poi noi abbiamo avuto questa idea felice di spingere la Russia nelle braccia della Cina. No, si è creata questo legame molto stretto con la Cina. Ora, i russi non avevano nessuna voglia di mettersi con la Cina, di stare con la Cina, perché hanno avuto un'occupazione mongola di 2 secoli e mezzo e si sono liberati con molta difficoltà. La Russia è Europa a tutti gli effetti. Dal secondo dopoguerra ci sono stati molti momenti in cui si è pensato di frenare il progressivo avvicinamento della NATO verso la Russia senza trovare però un accordo. Secondo me bisogna in qualche modo limitare progressivamente l'impegno della NATO in Europa, cioè effettivamente decostruire la NATO, che era l'idea poi, guardate che era l'idea di De Gaulle. In questo modo, secondo Leoncini, l'Europa potrebbe davvero giocare un ruolo di primo piano tra gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra, ma l'urgenza ora è data dal rischio di un conflitto su vasta scala. Se la rigidità di entrambe le parti rimane quella che è, si va in qualche modo a uno scontro. Ora qui l'Europa sì deve giocare un ruolo molto rilevante, ma ci vorrebbero appunto dei leader politici di alto livello come li abbiamo avuti nel passato. Penso appunto a Mitterrand, penso a De Gaulle, penso a Kohl. C'era anche la Merkel che effettivamente in questo momento avrebbe potuto giocare un ruolo, anche perché lei veniva dallo stesso mondo di Putin, no? Diciamo in parole veniva dalla DDR, veniva dal blocco sovietico. Secondo me forse andrebbe richiamata in servizio anche la Merkel e forse questa sarebbe una delle possibili soluzioni. E allora chiudiamo qui la parentesi dedicata alla crisi russa-ucraina. Abbiamo ascoltato tante voci, abbiamo raccolto tante testimonianze. Adesso piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con tutte le altre notizie del Veneto. Dal Veneto a fra poco. Focus TG, ben ritrovati, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13.30, sono le 12.34. Ebbene, vi avevo detto che avremmo chiuso la parentesi dedicata alla crisi russa-ucraina, la completiamo la nostra riflessione, la nostra analisi, andando a collegarci con la collega Chiara Gaiani direttamente da Padova, vedo in compagnia di un ospite proprio per andare a parlare anche di quelle che possono essere le ripercussioni di questa crisi, di questo momento di grande instabilità, grande incertezza a livello internazionale proprio nel nostro territorio. Buongiorno Chiara, buongiorno alla tua ospite. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo all'interno della sede di Padova di Confartigianato Imprese Veneto, con noi la neoeletta nominata Tiziana Pettenuzzo, che è il neo segretario generale di Confartigianato Imprese Veneto. Ecco Alex, le ultime ore sono state hanno segnato purtroppo il concretizzarsi dei timori che tutti noi ormai avevamo. Farei però, per quanto riguarda il mondo delle imprese Veneto, un passo indietro, perché i timori di possibili sanzioni economiche che di fatto erano quasi sul piatto da parte della comunità internazionale nei confronti della Russia già avevano messo in crisi o quantomeno in stato di allarme il sistema di imprese, anche quello delle piccole imprese del Veneto, che tra l'altro si erano
fare i conti con il caro bollette, quindi con bollette esorbitanti per quanto riguardava sia il fronte del gas sia il fronte della corrente elettrica. Tiziana Pettenuzzo, già il vostro focus era concentrato, era molto attento, stavate monitorando questa situazione. Sì, già questo era stato un primo stress test per le nostre imprese, soprattutto quelle energivore, metalmeccanica, moda, ceramica in particolare, e questo aveva già dato i primi segnali di tutto quello che riguardava il mondo dell'export con cifre notevolmente a ribasso. Si parlava di un 26% in meno rispetto all'anno scorso, che già era stato un anno, insomma, però buono tutto sommato, con 1,5 miliardi di ricavi per quanto riguarda l'Export Veneto. Considerate che il 40% dell'Export Veneto verso la Russia e paesi come l'Ucraina è proprio fatto di aziende manifatturiere, rappresenta quindi un settore molto importante. Pensiamo a quello della moda in particolare, quindi tutto il lusso, no? Con cui questi paesi guardano a noi con molto interesse. Quello che sta succedendo nei venti di guerra, gli scenari che vanno naturalmente ad accentuare la nostra preoccupazione, perché oggi non è più solo un tema di rincari e di costi delle materie prime, che è comunque rilevante, rilevantissimo, ma anche e quindi un abbassamento del prodotto, della produzione nostra. Però quello che ci preoccupa veramente è il tema dell'inflazione, cioè i rincari che saranno collegati su quello che è il caro della vita, il potere d'acquisto delle retribuzioni, quindi l'impatto anche già le società di rating lo danno nell'Eurozona, un calo delle produzioni del PIL e dell'aumento del PIL da 1,5 a 1, quindi questo naturalmente si abbatterà sui più piccoli e sui cittadini europei. Questa è la grande preoccupazione, certo. Cioè quello che era già successo, insomma stava modificando gli scenari in negativo rispetto a quelle che erano grandissime attese dopo i lunghi mesi della pandemia che insomma speriamo di esserci lasciati alle spalle. Tenete conto che una regione come il Veneto è la terza in Italia per volume di esportazioni nei confronti sia di Russia sia di Ucraina, e sono coinvolti anche dei settori, stiamo parlando insomma ai telespettatori di Rete Veneto, una zona anche come il Bassanese che è molto forte in questo. Tra le aziende coinvolte, per esempio, pensate, ci sono anche i caseifici. Certo, assolutamente sì. Il Veneto, che è un territorio a forte vocazione di export, soprattutto l'area del Vicentino, come lei giustamente ricorda, ma anche delle produzioni anche del lusso, moda, eccetera, ma dell'alimentare in assoluto, che stava godendo di buona salute, no? Per quanto riguarda i mercati internazionali. Ecco, questo fa pensare, già su di loro si era abbattuta la mannaia del costo dell'aumento dei prezzi del caro energia, parliamo di cifre dell'aumento del 150%, quindi sono cose. La cosa che ci preoccupa è se riusciranno a reggere su questo, ed è proprio troppo presto per dire già se sì o se no, però ci fa pensare insomma che non potranno reggere a lungo, e ci preoccupa l'impatto che ha sui lavoratori che operano all'interno di queste imprese. Noi abbiamo dati che allora le imprese, parliamo di circa 2.000 imprese e di 10.000 lavoratori coinvolti, ecco, quindi io mi auguro che i nostri governanti ci pensino bene e possano agire. In chiusura un'ultimissima domanda: voi ovviamente state già mettendo in campo delle azioni, ci dice molto velocemente quali sono le più importanti? Sì, noi stiamo intanto aiutando le imprese per quanto riguarda quello che può essere relativo ai ristori o eventualmente a degli aiuti che possiamo dare. Le accompagniamo anche nel tenere, insomma, nel gestire la situazione anche da un punto di vista gestionale
per quanto riguarda anche le energie, questo è il nostro lavoro. Poi sono tutte aziende che sono a noi associate, quindi le accompagniamo anche per evitare un impatto violento. La cosa però che noi stiamo facendo è un'azione di lobby a livello nazionale con le confederazioni, affinché il governo monitori e dia attenzione in particolare a una situazione come questa. Il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, se entra in crisi l'Italia. Quindi su questo io confido che la politica faccia la sua parte. Ecco, certo, mai come in questo momento, è importante l'intervento della politica a sostegno delle aziende che comunque, noi abbiamo grande fiducia nel sistema produttivo veneto, un sistema produttivo che è sempre riuscito a far fronte anche alle situazioni più drammatiche. Speriamo davvero però che i venti di guerra si calmino e così possiamo tirare un sospiro di sollievo. È la speranza di tutti. Chiara, approfitto della presenza del tuo ospite, della segretaria di Confartigianato Veneto Imprese, perché tu ieri sei stata a raccogliere un'importante testimonianza a Lusiana Conco, un paesino dell'Altopiano, che sabato metterà in scena una singolare protesta molto forte, molto rappresentativa anche dal punto di vista dell'impatto dell'opinione pubblica, perché i commercianti del centro storico celebreranno una sorta di funerale proprio dell'economia nel centro storico. Noi è un tema che portiamo avanti da tanto, è un tema che sensibilizziamo continuamente. Quali possono essere le soluzioni, i tipi anche di aiuto concreto che si possono dare all'economia dei centri storici, che sta affrontando, oltre a tutte le altre difficoltà, il rincaro delle materie prime e quant'altro, anche i problemi del caro bollette? Sono tanti, ad esempio i commercianti che addirittura propongono di spegnere le luci delle vetrine un'ora o un paio d'ore prima per risparmiare. In chiusura volevo appunto una risposta su questo. Allora, il collega Alex Giuliano da studio mi ricorda che sabato prossimo sull'Altopiano, a Lusiana per la precisione, i commercianti del comune di Lusiana Conco daranno vita al funerale delle loro attività. Il caro bolletta è la goccia che ha fatto traboccare il vaso in una situazione, tra l'altro come quella di montagna, che è ancora più difficile, ma che pone l'accento sul problema dei centri storici, che senza commercio non hanno vita, ma che di fatto sono anche poco aiutati. Ecco, come sistema di Confartigianato, come sistema a sostegno delle imprese, che tipo di risposta si può dare a questa che è davvero una voce forte che si leva con una manifestazione che è anche una provocazione? Mettere dentro tutti i registratori di cassa in una bara, così vogliono fare i commercianti. Sì, al di là dell'originalità dell'iniziativa, Confartigianato, ma credo anche tutto il mondo delle associazioni di categorie e corpi intermedi che rappresentano a vario titolo i vari comparti, commercio, industria, quello che è, oggi devono scendere in campo anche per intercettare con una progettualità diversa, utilizzando quelle che sono le risorse, ma anche quello che ci costringe a fare il piano regionale di resilienza e il PNRR nazionale. Insomma, c'è un progetto regionale, quello sui borghi. Lusiana potrebbe essere uno dei borghi che entrano in campo anche nella partita. Noi faremo animazione economica nei territori. Le piccole imprese, i commercianti, piccole attività devono rendersi conto che dobbiamo fare rete fra di noi. Stare nella rete vuol dire condividere le opportunità, oltre che anche le criticità e i problemi, ma anche condividere le opportunità e le risorse, perché risorse ce ne sono. Certo, dobbiamo cambiare modello nello stare insieme, modello di vendita, però noi ci siamo e su questo io mi auguro che le persone, gli imprenditori capiscano che stando insieme su questo noi possiamo vincere la partita e la sfida, perché comunque le comunità locali
dobbiamo fare di tutto perché non vengano i piccoli paesi marginalizzati da questa grande ondata di denaro che potrebbe arrivare, mi auguro, che insomma nella pace, va bene? Però se stiamo insieme, se disegniamo insieme dei modelli, va bene, di rete, di vendita, di acquisto, ma anche di proporci a un mercato che non è soltanto quello locale, va bene? Noi possiamo vincere la partita. E la richiesta proprio di avere gente nel borgo era quella che abbiamo raccolto con forza ieri dai commercianti. Ecco, questo potrebbe essere diciamo un'idea sul piatto da proporre e noi ovviamente da continuare a controllare che ovviamente insomma tutte queste idee diventino concretezza in realtà. Assolutamente. Noi ringraziamo la nostra collega Chiara Gaiani e ringraziamo la segretaria di Confartigianato Veneto Imprese per questo interessante, importante momento di riflessione e di condivisione. Rientriamo in studio per lanciare un piccolo break pubblicitario, poi torniamo con i dati della pandemia aggiornati ad oggi, con tante altre notizie di cronaca, di attualità, sport, curiosità, cultura, insomma ci avviciniamo anche alla mezz'ora finale, quella frizzante di Focus TG. A fra poco. 12:52, ben ritrovati a Focus TG, la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione del Veneto, dal Veneto. Tanti collegamenti oggi, avete visto tanti momenti anche di riflessione, di approfondimento legati alle due tematiche di strettissima attualità, la crisi russa-ucraina e il caro bollette. Adesso però, prima di continuare con i nostri servizi e di dare ampio spazio alla cronaca, diamo un'occhiata al report di Azienda Zero, quindi apriamo una piccola parentesi che poi andremo a sviluppare più avanti sulla sanità, sull'andamento dell'epidemia nella nostra regione. Ebbene, Azienda Zero nel consueto report giornaliero che fotografa l'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 ore ci dà conferma insomma di tutti quei segnali positivi che abbiamo visto, commentato e raccontato insieme a voi durante queste settimane. Perché? Perché il delta dei casi positivi, quindi la differenza fra insomma, i nuovi positivi di ieri e oggi, fa segnare un più 4.111, quindi sono numeri ampiamente gestibili, ampiamente diciamo alla portata di quella che è la capacità di gestione strutturale e non solo della nostra regione, quindi 4.111 nuovi casi positivi. Gli attualmente positivi in Veneto si attestano a poco meno di 64.600, quindi 63.600, 63.592. Attenzione però, perché le belle notizie sono quelle che riguardano le ospedalizzazioni in area non critica e le terapie intensive. Andiamo a vedere rapidamente i numeri di queste ultime 24 ore. Ebbene, continuano ad essere numeri positivi, lo diciamo sempre, anche se hanno il meno davanti, anzi proprio perché hanno il meno davanti sono numeri positivi. 18 ricoveri in meno nelle ultime 24 ore in area non critica e continuano a scendere, anche se di poco, le terapie intensive, -1, quindi numeri che sicuramente confermano quell'approccio più sereno, con più fiducia verso il presente e il futuro che insomma tastiamo con mano, che vi raccontiamo, che condividiamo con voi. Purtroppo anche oggi dobbiamo constatare il decesso di 11 persone causa Covid nelle ultime 24 ore. Detto questo, ci riallacciamo alla parte finale, insomma, dell'intervista che abbiamo mandato in onda in diretta poco fa con la nostra collega Chiara Gaiani, parlando di questo funerale del
commercio, funerale del centro storico che si svolgerà sabato a Lusiana Conco. I commercianti, gli esercenti del paesino sono allo stremo, alcuni hanno già chiuso la propria attività, protestano contro il caro bollette, ma non solo, protestano proprio perché chiedono un aiuto concreto per rivitalizzare il centro storico. Vediamo tutto nel prossimo servizio. È il rintocco di mezzogiorno a segnare la vita del centro di Lusiana. Sabato 26 febbraio alle 19 le campane rintoccheranno un altro triste momento. Spegniamo tutto perché siamo veramente stanchi, non ce la facciamo più. Marina Ronzani gestisce la tabaccheria di Lusiana. Alla difficoltà di vivere in un paese di montagna si sono aggiunti non solo i rincari. Tutta la situazione, il Covid, le restrizioni, il Green Pass, cioè non c'è gente che gira per Lusiana, certo che tutto influisce, la bolletta, l'acqua, la luce, è un po' tutto, non c'è gente. Come lei, tutti i circa 70 commercianti del comune, frutto dell'unione di Lusiana e Conco, con le 8 frazioni e le varie contrade. Negozi e servizio del paese, dei tanti anziani che lo popolano, che sono già preoccupati perché dopo 10 anni è pronta a chiudere anche la fruttivendola, che cerca qualcuno a cui cedere la sua attività. Il cartello "Io spengo" in tutte le vetrine dà voce alla paura di tutti. Oggi fare impresa nel nostro territorio a Lusiana è molto difficile, è proprio un'impresa. E sabato vogliamo proprio fare il funerale del nostro lavoro. Io spengo è proprio un'iniziativa che vuole mettere al centro la morte delle realtà imprenditoriali piccole che sono tipiche della nostra realtà. Un funerale vero e proprio, con tanto di cuscinetto già pronto, con la scritta "Qui muore la montagna". Ci sarà proprio il funerale con la musica da funerale, eccetera, eccetera, dove metteremo su questa cassa i registratori di cassa e il POS a simboleggiare proprio la chiusura delle attività. Luci e vetrine spente l'illuminazione del comune, in piazza tante fiaccole. Chi Lusiana la vive da sempre guarda con amarezza. Da 55 anni gestisce 3 attività qui la signora Caterina. Innamorata del suo paese, della sua aria buona, ci confessa che se dovesse rifare la scelta, adesso forse sarebbe diversa. Non vedi nessuno alla sera a un certo punto, che voglio proprio di chiudere alle 6 e non aprire più. Ma quanto dureranno i rincari delle bollette? Forse per tutto il 2022. Ecco che il sindacato della CGIL insieme agli studenti universitari padovani ha scritto una lettera al governo. Noi abbiamo purtroppo segnalazioni di persone, di pensionate e di pensionati che non si riscaldano più e che non si lavano più con l'acqua calda. Se più dei 2/3 degli assegni pensionistici erogati a Padova e in Veneto non supera i 1.000 euro lordi al mese, non c'è da meravigliarsi di questo. Con meno di questa cifra, una bolletta da 700 euro costringe anziani, ma anche molte famiglie, a spegnere il riscaldamento e a vestirsi di più in casa. Il governo ha sì ridotto gli oneri di sistema e l'IVA in bolletta, con uno sforzo economico notevole, dicono allo SPI. Qual è il problema? Che noi non possiamo essere di fronte ad ogni trimestre con interventi del governo che, guardate bene, sono di miliardi, che da giugno dell'anno scorso ha iniziato a intervenire e che i soldi investiti in questo, che non è un investimento naturalmente, perché è un vuoto a perdere, è pari a una finanziaria. Ma le bollette, come minimo triplicate, restano da pagare. Il sindacato pensionati della CGIL ha scritto una lettera appello a tutti i parlamentari padovani per chiedere da subito un intervento di tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali a sostegno dei cittadini. Un appello multigenerazionale, al quale hanno aderito infatti gli studenti universitari. A Padova sono 13.000 quelli fuori sede, ai quali oltre all'affitto sono state aumentate le spese per gas e luce. Così studiare fuori sede oggi costa il doppio. Abbiamo una spesa complessiva di 300-350 euro sugli affitti, più un rincaro delle bollette che sale anche 200-300 euro, per un totale complessivo di 500-600 euro. Piccola pausa pubblicitaria, torniamo fra 2 minuti per tutte le altre notizie.
Focus TG, ben ritrovati, siamo in diretta, sono le 13.03, fino alle 13.30 continueremo a tenervi informati, a tenervi compagnia. Bene, proprio non più tardi di 2 giorni fa vi abbiamo raccontato ampiamente dell'anniversario, definiamolo così, dei 2 anni di pandemia in Veneto, dal primo decesso per Covid a Vo. Insomma, vi abbiamo raccontato come la regione, come i cittadini, come le famiglie, come le imprese hanno vissuto, hanno affrontato questi lunghi mesi di difficoltà. Ebbene, adesso nel prossimo servizio vediamo i volti, le storie dei medici, ci spostiamo nel Padovano, che hanno affrontato il virus, combattuto il virus in prima linea. Sono testimonianze importanti, guardiamole insieme. Ivo Tiberio è il responsabile della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Durante la prima ondata del Covid ha visto e curato i pazienti più gravi, ha conosciuto gli aspetti più crudeli del virus. Oggi, dopo 2 anni, grazie ai vaccini, il suo reparto ha visto meno ricoveri a fronte dei tanti contagi. La vaccinazione ha avuto un effetto importantissimo nel ridurre il numero di pazienti che si sono ammalati in forma grave e che poi abbiano necessitato di ricovero in terapia intensiva. Si calcola che la capacità del vaccino, secondo i vari studi e i vari report, possa aver avuto un effetto protettivo di 30-40 volte nella probabilità di ridurre il rischio di finire in terapia intensiva. L'azienda ospedaliera di Padova in Veneto è stata la prima ad aprire e ad allestire i reparti di semi-intensiva, una scelta che ha permesso di portare avanti cure che hanno evitato la terapia intensiva a molti pazienti. Le terapie semi-intensive, come ha detto lei, sono state una barriera che entro certi limiti ha contribuito ad evitare il crollo delle terapie intensive e a introdurre anche dei sistemi di cura meno aggressivi e meno intensi. In 2 anni oltre 250 piccoli sono stati ricoverati per Covid all'ospedale di Padova, che purtroppo deve contare anche il decesso di una bimba di 3 anni affetta da altre patologie, ma anche la storia a lieto fine di un neonato salvato dopo molti giorni di terapia intensiva. I bambini in questa quarta ondata hanno rappresentato più del 20% rispetto agli infetti totali, quando all'inizio della pandemia invece questa percentuale era bassissima, era intorno al 2-3%. Questo perché nella quarta ondata i bambini erano la fascia di popolazione più vulnerabile perché non vaccinate. In 2 anni in azienda ospedaliera sono stati curati 4.551 malati di Covid. I medici impegnati in prima linea sono riusciti a garantire anche la gran parte degli interventi chirurgici extra Covid per non far mai mancare il diritto alla salute di tutti. Noi non ci sentivamo eroi all'inizio, stavamo facendo con grande serietà e con grande senso del dovere il nostro dovere, il nostro mestiere. Non ci sentiamo adesso sotto accusa. Ci siamo sempre fatti guidare dalla ricerca, dalla scienza, per cui abbiamo cercato all'inizio di capire i tamponi, poi di studiare. Ricordo lo studio pubblicato su Nature, su Vo, sulla diagnosi della malattia, trovare le nuove terapie, i monoclonali, i sieroiperimmuni e adesso i vaccini. E adesso ci spostiamo a Vicenza, nel Vicentino per l'esattezza, perché rilasciavano falsi Green Pass con chiaramente false vaccinazioni in cambio di soldi e di regali. In arresto 3 persone, fra cui 2 medici. Sarebbero, pensate, centinaia i certificati verdi contraffatti rilasciati nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Vediamo. Avrebbero eseguito centinaia di vaccinazioni false per permettere ai pazienti di ottenere il Green Pass. Tra le molte persone che si rivolgevano a loro, arrivando persino da fuori regione, ci sarebbero anche professionisti del settore sanitario, medici, infermieri, farmacisti. Per ottenere la falsa attestazione di rilascio vaccinale venivano corrisposte somme di denaro o regali come vini di pregio, un sistema che ha portato all'arresto di una dottoressa, medico di base con studio a Vicenza, del compagno che si occupava del supporto informatico registrando i nominativi dei soggetti falsamente vaccinati sul portale dell'ULSS e di un secondo medico. I 3 sono ai domiciliari. Il dato rilevante è che una cerchia ampia che dobbiamo ancora numericamente identificare
si è rivolta ad un medico di base che si prestava a rilasciare false attestazioni di certificazione. È un fenomeno che richiede una riflessione, ho detto in precedenza anche a mio avviso sociologica. Le indagini sono state avviate a dicembre in seguito alla segnalazione dell'ULSS 8 per l'elevato e anomalo numero di vaccinazioni anti-Covid eseguite dall'ambulatorio vicentino, rivolte a centinaia di persone che non rientravano però tra i pazienti in carico allo studio medico. Fondamentali nelle indagini le intercettazioni telefoniche in cui sarebbe emerso il termine in codice di ozonoterapia per indicare la finta vaccinazione. Un meccanismo che sarebbe stato spiegato al secondo medico coinvolto nell'indagine, supplente con studio in provincia. La dottoressa avrebbe impartito al collega le disposizioni tecniche per simulare la somministrazione del vaccino, con la disponibilità di quest'ultimo a fare proprio il disegno fraudolento. Indagate altre 14 persone, presunte destinatarie delle false certificazioni, disposto il sequestro preventivo di 25.000 euro come ipotetico profitto dell'operazione criminosa. E questo era un servizio della nostra collega Luisa Bertini, con la quale ci colleghiamo adesso in diretta da Vicenza. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi cambio argomento, vi parlo del caro bollette, del caro energia che attanaglia, come ben sappiamo, non soltanto le famiglie ma anche la categoria dei commercianti, mandando in tilt i conti. La lamentela arriva specie dai commercianti del centro, quindi da bar e ristoranti che sono già a dover far fronte ad un periodo insostenibile dettato da anni, come sappiamo, di pandemia e di chiusure, e quindi per il prossimo sabato, quindi dopodomani, hanno proposto una giornata di disobbedienza che consisterà fondamentalmente nello spegnere le luci nel tardo pomeriggio. Questo non tanto, dicono loro, per dare, cioè sarà per dare un segnale della loro importanza, in quanto spegnere le luci in centro dà un po' la dimensione di quello che succederebbe se chiudessero i negozi del centro, quindi diciamo per mettere in luce quella che è la loro situazione. Ovviamente situazione del caro energia che preoccupa, e la preoccupazione si rivolge anche a quello che succede nello scenario internazionale, in cui diciamo Vicenza è anche particolarmente in fervore e toccata dallo scenario. Mi riferisco ovviamente a quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, perché notizia di ieri è che il Pentagono ha deciso di mobilitare anche 800 soldati della 173esima brigata aviotrasportata USAF di stanza qui a Vicenza, e quindi i Parà sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell'alleanza NATO. Ti do anche una notizia di cronaca che arriva dalla provincia, quindi da Castelgomberto, perché ci sono stati dei raid in questi giorni nei garage di circa una ventina di appartamenti in giornate diverse. Ovviamente tutto va dimensionato, nel senso che in una piccola cittadina ovviamente è una notizia che fa molto scalpore, e all'interno del nostro TG di questa sera vi forniremo proprio la testimonianza del sindaco, che invita i cittadini ancora una volta ad essere attivi, quindi a segnalare qualsiasi situazione di criticità, o comunque di segnalare se ci sono dei movimenti sospetti in prossimità delle loro case. Grazie mille Luisa Bertini, grazie per il tuo collegamento. Faceva riferimento la collega al TG Vicenza, insomma, di questa sera su Rete Veneta. Noi adesso però, visto che abbiamo toccato insomma anche con Luisa Bertini l'argomento dei commercianti, lei ci ha raccontato di come i commercianti del centro di Vicenza stiano allestendo questa protesta di spegnere le luci, ma facciamo un piccolo bilancio di come sono andati i saldi invernali. Cerchiamo di capire se c'è stato effettivamente un calo o se una risposta, diciamo,
positiva, un primo segnale di rilancio, di ripresa. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Le imprese commerciali della moda in provincia di Treviso registrano ricavi in negativo con una diminuzione che va dal 5 al 20% rispetto a gennaio 2020, ancora non toccato dalla pandemia. Questo è il primo bilancio sui saldi invernali ottenuto da Federmoda grazie ad un questionario posto ad un campione di 50 aziende associate. Nell'ultima rilevazione è stato chiesto se il Green Pass obbligatorio avesse in qualche modo accentuato questa tendenza. In realtà in quel caso abbiamo avuto una risposta negativa, cioè il Green Pass, almeno per i negozi della moda, non ha influito sul scarso andamento dei saldi. L'82% delle aziende intervistate ha registrato un calo dei flussi della clientela che, nonostante una leggera impennata autunnale, nel periodo dei saldi dimostrano di non recuperare le posizioni pre-Covid, manifestando cali sia di fatturato che di pubblico sensibili. Molte quarantene, alla sorpresa del caro bollette che sta impattando in maniera pesante sulle spese delle famiglie, ricordiamo spese queste imprescindibili, a un cambio di abitudini, no? Lo smart work che è diventato quasi per alcune aziende private la normalità. Ma i segnali positivi non mancano. Molte aziende stanno investendo anche nell'economia digitale e quindi almeno per una buona parte di esse il presupposto per una primavera decente diciamo che c'è. L'e-commerce nell'ambito della moda, sempre parliamo di B2C, è cresciuto di un altro 25%, quindi siamo arrivati a circa 5 miliardi di fatturato complessivo contro i 4 abbondanti dell'anno scorso. Molte sono le aziende piccole che hanno fatto investimenti in questa direzione e che cominciano a portare a casa i frutti, molte altre ci stanno pensando seriamente. È stata davvero un successo la prima trevigiana nell'opera di Red Canzian Casanova, un'opera a cui ha assistito anche il governatore Luca Zaia. Il giorno che cominciavano le prove generali per debuttare a Venezia, sono stato ricoverato in ospedale e ne avrò ancora per un paio di settimane, ma stasera ho ottenuto un permesso speciale. C'è qui con me il dottor Minniti che mi ha operato e ha detto: ti accompagno. È molto di più di un ritorno sul palcoscenico quello di Red Canzian, che in un teatro del Monaco, mai così pieno dall'inizio della pandemia, ha potuto assistere per la prima volta al suo Casanova, opera pop che sta già facendo il giro d'Italia, ma ad andare in scena è stata soprattutto l'emozione dell'uomo e dell'artista, abbracciato dalla sua comunità e dagli amici di una vita. Stasera in queste file ci sono i miei amici veri, quelli che io sento anche nei momenti lontano dal lavoro. Per Canzian è stato il momento dei grazie agli operatori del Cafoncello, dove si trova ricoverato, alle maestranze, ai ballerini, agli attori, ma soprattutto alla moglie Beatrice, compagna di vita e di lavoro. Quando hai la fortuna di avere vicino una donna così, io credo che si possa fare molto, si possa fare anche uno spettacolo bello come questo Casanova. Grazie amore mio. Ma Canzian ha detto grazie anche agli amministratori del territorio che hanno creduto nel progetto di raccontare Venezia in un musical, su tutti l'amico Luca Zaia che non ha dubbi. È uno spettacolo che ha molto ritmo e quindi supererà Jesus Christ Superstar. Questo spettacolo è la Regione ha sostenuto con l'idea di portare l'immagine del Veneto nel mondo, di Venezia, del Veneto nel mondo, e vedrete che ce la farà. Un in bocca al lupo dietro le quinte è arrivato in particolare da sindaco e vice sindaco di Silea, la città di Canzian. Vogliamo portarvi il supporto di tutti i cittadini di Silea che stasera sono con te. La mia sindaca e mia cugina, il vice sindaco. E che in ballo ci siano tante ripartenze lo sottolinea il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. E oggi si riparte dopo 2 anni con questo musical meraviglioso, con 4 date sold out, con un teatro strapieno, quindi insomma una situazione ideale per emozionarci, quelle emozioni che il Covid ci ha tolto. Per il resto un'esplosione di colori, suggestioni, storia e arte. Che Dio vi benedica perché mi avete regalato una serata, un'emozione meravigliosa stasera. Vi voglio bene. Vi voglio bene. Buonanotte a tutti.
E restiamo a parlare di arte, in questo caso non di musica, ma di pittura, di scultura. Perché? Perché le opere di Palazzo Thiene a Vicenza rischiano di essere vendute e disperse. Allora, dopo i servizi di Rete Veneta, interviene l'assessore alla cultura. Una minaccia incombe sui capolavori custoditi a Palazzo Thiene, la dispersione di un tesoro di 1200 opere per un valore stimato di 13 milioni di euro che oggi sono vincolate col palazzo che le custodisce. I liquidatori di BPV hanno chiesto l'annullamento del vincolo, ma il TAR ha respinto il ricorso. Adesso l'ultima parola spetta al Consiglio di Stato, che potrebbe esprimersi entro un paio di anni. I liquidatori però avrebbero deciso di non aspettare, vorrebbero procedere subito alla vendita, quindi una situazione potenzialmente vantaggiosa per i mercanti e i collezionisti, che verosimilmente faranno offerte calibrate sulla situazione attuale, quindi opere al momento vincolate, valore economico più basso, con cui verrebbero risarciti in parte i creditori dell'ex BPV. Se poi in futuro il Consiglio di Stato le svincolerà, le opere acquisiranno valore, sì, ma verosimilmente a vantaggio di chi le ha già acquistate, non dei risparmiatori dell'ex Banca Popolare, che invece a quel punto saranno già stati liquidati. E allora ci chiediamo, vale la pena che i capolavori di Palazzo Thiene vengano svincolati, ottenendo come risultato indiretto una plausibile allettante speculazione a vantaggio di pochi collezionisti, a svantaggio invece dell'intera comunità che non li vedrebbe più esposti nel museo cittadino, laddove tutti ne possano fruire? Trovo veramente incredibile che non ci sia una politica culturale nazionale di tutela di queste opere, che devono rimanere dove sono nate, dove sono state commissionate e dove hanno un effettivo valore, perché sono legate anche alla storia nostra culturale di questa città. Che il governo si attivi dunque, esercitando il diritto di prelazione a un costo ancora accettabile, visto che le opere al momento sono vincolate. Altrimenti dovrà pensarci ancora una volta il Comune di Vicenza, che con merito e coraggio, vista l'inerzia dello Stato, è già intervenuto per acquisire Palazzo Thiene. L'amministrazione comunale, anche attraverso alcuni partner, sta valutando di proporre una manifestazione di interesse che forse non riguarderà tutte le opere, ma almeno una parte, perché devo dire che è allucinante che opere così importanti di valore pubblico possano in realtà essere tolte dalla disponibilità pubblica e diventare parte di collezioni private. Parliamo adesso del mondo della scuola, polizia e mondo della scuola a confronto per imparare ad affrontare, a gestire e a superare quelli che sono i rischi dei social. Vediamo. Giovani, giovanissimi e rischi del web. Approdato anche a Bassano il tir della Polizia di Stato per aiutare studenti di medie e superiori ad affrontare i pericoli che si incontrano online e sui social, guidati dagli esperti della Polizia Postale. E la pandemia ha acuito le criticità. I rischi si sono un po' accentuati, il lockdown, le chiusure in casa, la didattica a distanza, la sovraesposizione di questi minori alla rete internet, che è un bene sotto tanti aspetti, però ha comportato che, passando più ore, il rischio di poter venire avvicinati da persone che non hanno intenzioni serie o culturali, ma hanno solamente intenzione di ottenere, carpirne la fiducia e dopo magari ottenere anche immagini proibite, immagini magari in abiti succinti o comunque vietate, è un rischio reale. Noi abbiamo registrato negli ultimi 2 anni degli aumenti importanti su questa materia, quindi questo loro dobbiamo dire. Nonostante la pratica, sono proprio i diretti interessati che confessano di avere dubbi e timori sull'utilizzo del web. Credo che ci siano molti dubbi, appunto perché magari quando succedono tipo hackeraggi non sappiamo magari come comportarci e quindi così abbiamo più informazioni. Quali sono le tue preoccupazioni maggiori, per esempio? Hackeraggi al computer, cioè quindi che ti rubano i dati. Questa è la mia preoccupazione principale. Mi fa un po' paura avere a che fare con cose così grandi, però comunque pian piano nel tempo si impara a averne a che fare. La mia paura sarebbe più che altro che se non si sta tanto attenti a volte ci può anche essere il rischio di
di avere l'identità rubata se non si sta molto attenti. Qualcuno può persino rubare l'identità. Fondamentale il rapporto scuola e famiglia, soprattutto in un'età così delicata, come ha confermato la provveditrice agli studi di Vicenza, Nicoletta Morbioli. L'importanza è di educare i ragazzi all'uso consapevole dei social e a dire ai genitori o agli insegnanti se ci sono dei comportamenti che loro hanno visto che sono pericolosi. Secondo me sarebbe importante che ogni istituto avesse anche la possibilità di fare questo intervento con i genitori. Luci green e insomma, sistemi tecnologici innovativi per far risplendere i tesori del Santo. A Padova completato il restauro della Basilica di Sant'Antonio. Vediamo. Una luce naturale, calda come un raggio di sole che illumina e valorizza capolavori di eterna bellezza. È una luce che riscalda e che esalta quella che è stata accesa nelle cappelle più suggestive della Basilica di Sant'Antonio. Eccolo allora il risultato finale dei lavori di restauro illuminotecnici promossi dalla Veneranda Arca di Sant'Antonio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. Sistemi tecnologici innovativi a basso impatto ambientale, quelli posizionati nelle cappelle del Beato Luca Belludi e di San Giacomo, recentemente riconosciute patrimonio UNESCO, nel presbiterio con i bronzi di Donatello, Bartolomeo Bellano e Andrea Riccio e nella cappella dell'Arca. Questa illuminazione, infatti, come abbiamo capito con il progetto di alcuni mesi fa che ha interessato la cappella di San Giorgio, ci ha insegnato che la luce è fondamentale nella percezione dell'opera d'arte e quindi posso dire che oggi finalmente i capolavori della Basilica possiamo vederli come non sono mai stati visti. La valorizzazione del patrimonio artistico del Santo era iniziata con le luci nell'oratorio di San Giorgio, che fa parte dei siti Urbs Picta. È un tassello di un percorso di valorizzazione e anche di tutela per certi aspetti dell'itinerario complesso della Urbs Picta. Luoghi non solo di bellezza artistica ma anche di grande religiosità. Credo che interventi di questo tipo possano mettere in risalto una bellezza che è appunto per affascinare, per colpire, per interrogare e dunque con la possibilità di poterli ammirare sotto nuova luce rende ragione dello splendore per cui queste opere sono state create, appunto colpire non solo esteticamente ma anche dal punto di vista dell'impatto emotivo e di fede. Souvenir di falso Made in Italy sequestrati dalla Guardia di Finanza erano destinati al Carnevale di Venezia. Tazzine, bicchieri, apribottiglia o portachiavi con bandiere italiani o luoghi di Venezia, souvenir prodotti in Cina ma che richiamavano figure e segni che falsamente potevano indurre il consumatore a ritenere che i prodotti fossero di origine italiana. Oltre 70.000 articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova in concomitanza con i festeggiamenti per il Carnevale di Venezia. Il blitz dei finanzieri all'interno del centro ingrosso Cina in zona industriale a Padova, dove un commerciante cinese aveva esposto oltre 5.000 articoli con il marchio falso indicante l'origine italiana. Poco lontano dal centro ingrosso, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno individuato anche il magazzino di stoccaggio dei souvenir che arrivavano direttamente dalla Cina e qui invece sono stati sequestrati altri 65.000 prodotti non a norma di legge. Questi beni, una volta immessi in commercio, avrebbero generato ricavi stimati intorno ai 350.000 euro. La merce era destinata al distretto turistico di Venezia in vista del Carnevale. E continua a tenere banco a Vicenza la questione del cavalcavia in quartiere Anconetta. Ebbene, il comitato, i residenti sono sul piede di guerra, minacciano addirittura di bloccare le strade piuttosto di non avere quello che loro definiscono un altro mostro di cemento davanti ai loro occhi. Sono disposti ad accettare anche che la situazione rimanga così com'è, con tutti i problemi di traffico e di smog connessi. Vediamo. Dobbiamo pensare ad una città del futuro e non una città appunto con dei mostri di cemento. Quindi interriamo il treno o troviamo una soluzione ecologica compatibile.
Il destino di ciascun quartiere va condiviso con i residenti. È un imperativo a cui noi di Rete Veneta crediamo e Anconetta non fa eccezione. Qui i cittadini si sono già espressi contro l'ipotesi di un cavalcaferrovia per superare il passaggio a livello. Chiedono l'interramento dei binari nonostante le criticità che sono state mosse. Gli aspetti positivi superano gli svantaggi che vanno considerati a lungo termine, a partire dagli investimenti. I detrattori ipotizzano un preventivo di 80 milioni di euro. A noi risulta una cifra molto più bassa, però non siamo venuti in possesso di questa documentazione, quindi non possiamo essere sicuri della spesa. Sicuramente Vicenza merita una soluzione che abbia anche un costo importante, perché siamo a 2 chilometri dal centro. Viene contestata un errore nel calcolo delle pendenze che impedirebbe la realizzazione della stazione in via Camaldolesi e la stazione andrebbe spostata a Parco Città. Questo per noi non è assolutamente un problema. 2 anni di sospensione dell'esercizio ferroviario sono sicuramente pesanti, ma Anconetta ha subito per 60 anni il passaggio a livello con code, rumore, inquinamento e disagi. Interrare i binari non comporterebbe grandi espropri, mentre realizzare il cavalcaferrovia significherebbe un consumo di suolo enorme e degli espropri importanti. Il sindaco Rucco ha sempre tenuto aperto il dialogo con Anconetta e ha già assicurato anche a Rete Veneta che terrà in considerazione le richieste del quartiere, come sancito nella mozione di 7 mesi fa. Il prossimo passo è fare lo studio di fattibilità in maniera trasparente e non strumentale in favore delle inevitabili opportunismi che possono creare ecomostri indesiderati dalla gente. Io vorrei concludere in maniera un po' provocatoria. Se è vero che l'interramento dei binari non è possibile, a noi interessa che venga realizzata la bretella con via Aldo Moro in modo da togliere il traffico pesante da Anconetta e a questo punto, piuttosto che avere un cavalcaferrovia sulle nostre teste, al quale diciamo ancora no e poi no, ci teniamo piuttosto il passaggio a livello così com'è. È tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta far altro che augurarvi buon pranzo per chi sta mangiando, buon pomeriggio per tutti gli altri e vi diamo appuntamento a domani puntuali alle ore 12. Grazie.